circa dei 500. Questo è il numero previsto della flotta di nuove biciclette elettriche di ultima generazione a pedalata assistita in arrivo in tutto il territorio cittadino. Questa sperimentazione, nata dalla sinergia fra MT3 e l'azienda DOT, vincitrice della gara pubblica, porta il bike sharing ad un nuovo livello di fruizione per il cittadino, attraverso il free floating. Oggi inauguriamo questo nuovo servizio per i cittadini veronesi, una disponibilità di 500 biciclette in free floating, che vuol dire che uno non le parcheggia sulle rastrelliere ma le parcheggia in giro per la città in posti già prestabiliti. È un servizio importante perché andrà a coprire anche tutte le zone dei quartieri di Verona che attualmente non sono serviti per esempio dai monopattini. Ripeto, è un servizio importante. Abbiamo anche fatto un ottimo accordo con ATV che consentirà per gli abbonati annuali nel circuito urbano di Verona di avere una gratuità fino a dicembre per 30 corse e da dicembre a giugno dell'anno prossimo per una gratuità di 20 corse, e quindi crediamo che sia un servizio che possa servire veramente alla cittadinanza per una mobilità più sostenibile. Presentiamo questo nuovo servizio, una sperimentazione di un anno che ha voluto fare AMT3 con il Comune di Verona. Sono bici a pedalata assistita che saranno distribuite su tutto il territorio comunale, quindi tutti i quartieri saranno interessati da questo servizio. Un servizio in più per la mobilità, per potersi muovere, ovviamente un servizio che è disponibile H24 e che tra l'altro ha tutta una serie di abbonamenti possibili sia a livello giornaliero che a livello mensile che a livello di convenzioni attuabili. Guardiamo appunto l'esito di questa sperimentazione per poi capire appunto se prende piede e poterla implementare in maniera definitiva. Il servizio è sostanzialmente simile a quello dei monopattini. Ovviamente come sapete abbiamo istituito all'interno delle mura di Verona il parcheggio obbligatorio all'interno di stalli. Bisogna sicuramente parcheggiare secondo il codice della strada attraverso l'app di DOT, che è il partner che ha vinto questa manifestazione di interesse che ha fatto MT3. Si potrà sostanzialmente sbloccare la bicicletta per il proprio viaggio e sostanzialmente girare all'interno della città. Sono appunto bicicletta pedalata assistita, quindi chiaramente si amplia anche la possibilità di utilizzo a più soggetti possibili. Felicissimi di inaugurare oggi il nuovo bike sharing a Verona. Come DOT siamo già operativi da diversi anni con i monopattini, oggi aggiungiamo una flotta di bicicletta pedalata assistita di ultima generazione. È il nostro miglior modello, con un doppio cambio per facilitare la pedalata, delle ruote antiforatura e addirittura un portatelefono che ricarica il cellulare per guidare in sicurezza.